Cristo risorge, Cristo triumfa, alleluia. Al riportare dei secoli eterni, al Signore della vita che vince la morte, Cristo libera nell'anno della gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Alleluia, lodato che salva le genti, al Cristo risorto che sta nei cieli, Cristo libera nell'anno della gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni in Iconio ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei con i loro capi di aggredire e lapidare Paolo e Barnaba. Essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, Listra e Derbe e nei dintorni, e là andavano evangelizzando. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio fin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava, e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: alzati, ritto in piedi. Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare dicendo in dialetto licaonio: i dei sono scesi tra noi in figura umana, e chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era ingresso della città, recando le porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono fra la folla gridando: uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé
speranza per la letizia dei vostri cuori. E così dicendo, riuscirono a stento a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per il tuo amore, per la tua fedeltà, perché le genti dovrebbero dire dov'è il loro Dio. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole egli lo compie. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Alleluia, alleluia. Lo Spirito Santo vi segnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che io ho detto. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa sera prendiamo in considerazione solamente la prima lettura. Essa ci permette di considerare tre tra i molti aspetti che riguardano ancora una volta la vita della Chiesa nascente e che sono illuminanti per noi che formiamo la Chiesa di oggi. Ma questi aspetti sono importanti anche in riferimento all'esperienza di fede individuale di ciascuno. Il primo di questi aspetti riguarda direttamente Paolo e Barnaba nella prima parte della prima lettura che abbiamo ascoltato, i quali si vedono costretti a lasciare Iconio a causa di alcuni tentativi persecutori da parte dei pagani e dei giudei insieme con i loro capi. Anche in questo caso l'autore sacro degli Atti degli Apostoli, attraverso l'accurata narrazione che ci ha offerto di quegli eventi, mette in evidenza che la fuga dei due Apostoli porta con sé un risvolto positivo. La prova di ciò
troviamo nella stessa prima lettura che abbiamo ascoltato. Paolo e Barnaba, infatti, come abbiamo sentito, si recano altrove, a Licaonia, a Listra e a Derbe. Ed è proprio in queste città che si aprono per loro nuove possibilità di annuncio e di diffusione del Vangelo a popolazioni che ancora non avevano avuto l'opportunità di ascoltare la loro predicazione. Credo, fratelli e sorelle, che questo aspetto ci faccia riflettere in questo momento non tanto sulla necessità o il dovere di ogni cristiano, di ognuno di noi, di annunciare la parola di Dio a tutti, aspetto che tra l'altro già molte volte abbiamo avuto l'opportunità in questa sede, in questo tempo pasquale, di richiamare la nostra attenzione e la nostra riflessione approfondita. Piuttosto credo che questa vicenda di Paolo e Barnaba ci permetta di capire che nella vita della Chiesa e anche nella vita di ognuno di noi, nulla, possiamo dire così, è sottratto al governo provvidenziale di Dio sulla storia. Capiti quel che capiti, noi infatti siamo sempre all'interno di una storia che è guidata da Dio. E da qui capiamo che tutto quello che ci capita, sia di buono che di cattivo, non è frutto di qualche fortunata o sfortunata circostanza, né è dettato dal caso oppure dal fatto. Nella vita non capita nulla che Dio non voglia. E se questo è vero, lo è altrettanto anche un altro aspetto che richiama proprio quello che abbiamo appena compreso, e cioè che dal male Dio, con la nostra collaborazione, sa trarre anche il bene, proprio come la vicenda di Paolo e di Barnaba ci ha appena dimostrato. Effettivamente anche gli eventi che stiamo vivendo in questo periodo non sono certamente capitati per caso, ed è a partire da qui che come cristiani siamo chiamati a guardarli e a viverli questi eventi attuali proprio con questa stessa prospettiva di fede. Abbiamo davanti a noi certamente un periodo di notevole portata storica, un periodo che è per questo ricco di incognite, che a ben pensarci rischiano di prendere il sopravvento e di inquietarci, mentre tutto intorno a noi pare si stia liquefacendo, distruggendo. Se viviamo il presente in quest'ultima prospettiva, faremo molto male a noi stessi, e così i morti saranno molti di più di quelli causati dalla stessa pandemia di Covid-19. E se vivremo il futuro in questa prospettiva disastrosa, vorrà dire che dovremmo, ahimè, constatare un domani non molto lontano da noi che saremo cristiani solo di facciata, solo di superficie, e che sotto sotto forse non ci sarà sostanza alcuna, e in questo modo non potremo più dirci tali. Se invece viviamo questo tempo con fede, come Paolo e Barnaba ci mostrano con il loro esempio, allora il futuro potrà sicuramente trasformarsi in un'opportunità, una sfida, che però saremo in grado di cogliere solo all'interno di questa visione positiva, dove non siamo soli, ma anzi siamo guidati da Dio. La domanda allora che nasce spontanea è questa:
Saremo all'altezza di cogliere questa sfida in tutta la sua portata? Siamo consapevoli che tutto ciò richiederà una grande svolta da parte di ognuno di noi, un grande balzo in avanti, che è prima di tutto spirituale e che consisterà inevitabilmente nel riporre la nostra speranza in Dio, solamente e unicamente in Dio. L'opera svolta da Paolo e Barnaba poi si fa concreta anche mediante i miracoli che Dio attraverso di loro compie. Quello che è interessante però, al di là del segno prodigioso in sé, a beneficio del malato che, come abbiamo sentito, riprende così a camminare, quello che è interessante è ciò che i discepoli si trovano ad affrontare immediatamente dopo, e cioè l'attribuzione problematica del miracolo fatta dalla popolazione circostante. La gente, infatti, che cosa fa? Attribuisce a Paolo e a Barnaba l'opera meravigliosa che si è compiuta. Paolo e Barnaba erano stati visti e percepiti per questo motivo da parte del popolo come degli dei. Non dobbiamo dimenticare che la leggenda frigia di Filemone e Bauci, visitati da Zeus ed Hermes, faceva sì che anime semplici si lasciassero dare simili di identificazione. E così i nostri due amici, Paolo e Barnaba, si trovano a dover smentire tutto ciò e invitano anzi a lodare Dio. Il ritornello del Salmo responsoriale che abbiamo pregato poco fa tutti insieme va proprio in questa direzione. Non a noi, Signore, ma al tuo nome la gloria. Queste parole sono un'esortazione per noi a coltivare sempre un atteggiamento ben preciso, quello cioè di rifugire dalla tentazione di attribuire a noi stessi ciò che invece è da attribuire soltanto a Dio. Questo significa che quello che noi, ognuno di noi, è e siamo di bene, ma anche che facciamo di bene, non deve certamente accrescere la nostra gloria, ma piuttosto la gloria di Dio. Ad maiore dei gloria, per la maggior gloria di Dio, come hanno avuto presente molti pontefici e molti vescovi che nel passato come oggi hanno scelto e scelgono tale motto. Oppure, come scriveva Bach, celebre musicista e compositore tedesco del periodo barocco che tutti conosciamo, scriveva alla fine di ogni sua partitura: soli Deo gloria, gloria soltanto a Dio, per Lui. Ma così ha fatto anche la Beata Vergine Santissima, che ci è tanto cara questo mese di maggio. Nel Magnificat, come sappiamo, la Madonna che cosa fa? Innalza al Signore il suo cantico di lode, riconoscendo così le opere meravigliose che Egli, il Signore, ha compiuto nella sua vita. E infine l'ultimo aspetto su cui brevemente ci soffermiamo sta dentro le parole che Paolo e Barnaba rivolgono al popolo che hanno davanti. Sono le parole che sono contenute verso la fine della prima lettura che abbiamo ascoltato poco fa. Queste parole di Paolo e Barnaba non sono parole per nulla retoriche e per questo insignificanti, fatte come potremmo pensare oggi dai soliti slogan che magari vanno di moda, no. Le parole di Paolo e Barnaba invece sono parole certamente importanti, parole che chiamano e che invitano alla conversione. Le parole sono rivolte dagli apostoli ai loro interlocutori proprio con l'obiettivo di suscitare e realizzare in loro un cambiamento radicale di vita. Questo modo di procedere, questo tipo di azione apostolica efficace,
diventa per noi motivo di confronto con il nostro agire cristiano. Chiediamoci noi, abbiamo questo desiderio nel cuore? Chiediamoci anche quanto le nostre parole portano in sé questa salutare tensione di aiutare i nostri interlocutori ad incontrare di più il Signore e il suo Vangelo e così cambiare radicalmente la propria vita. Ogni nostra parola, a ben pensarci, dovrebbe proprio avere questa carica di edificazione e di cambiamento, soprattutto quella parola che cerca di condividere a partire da ognuno di noi con gli altri quello che è e deve essere il centro di tutta la nostra fede e di tutta la nostra vita, il Signore Gesù risorto e vivo. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'altri.
offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. L'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Livia Pruniera e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Dio e tutti abbi misericordia, ora sia da parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo prestissimo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ora regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non
sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Peteretto, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate d'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questo tempo di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice, e siamo
siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Preghiamo grazie a Dio. Regina